Accento parte prima. Per semplificare quanto enunciato sulla lavagnetta precedente, la numero 3, abbiamo predisposto la seguente tabella. Abbiamo preso, ad esempio, il lemma netà, pulire. Leggiamolo assieme. Se l'accento cade sull'ultima sillaba, la parola si dice tronca, netà, pulire. Se l'accento cade sulla penultima sillaba, la parola si dice piana, netta, che si può interpretare in tre modi. L'U è il netta, l'E netta, netta, imperativo. Se l'accento cade sulla terzultima sillaba, la parola si dirà sdrucciola, nettela, puliscila. Se l'accento cade sulla quartultima sillaba, la parola si chiamerà bisdrucciola, netteghela, puliscigliela.